dessert, andiamo con il dogale della cantina di Le Carline. Chiamo quindi Daniele Piccinin a raccontarci la sua azienda. Grazie a tutti e ringrazio l'AIS per l'attenzione che sta mettendo al lavoro che fa sulla guida, sui vini del territorio, sui nostri vini in particolare. Con AIS io ho il piacere di collaborare da tanti anni e quando ancora 20 anni fa ho fatto il presidente per molti anni della Strada dei Vini, ho sempre voluto che ci fossero i degustatori nelle degustazioni a presentare i vini, perché è giusto che ognuno faccia il suo lavoro e chi lo sa fare bene come i degustatori è giusto che loro presentino il vino. Poi un ruolo importante che hanno i degustatori è quello di essere l'anello di congiunzione tra noi produttori e i consumatori. E il lavoro grosso e difficile da fare è quello di trasmettere non solo quello che c'è dentro un bicchiere di vino, una bottiglia di vino, ma dietro ci sta un produttore, ci sta un'azienda, ci sta un territorio. Oggi abbiamo bisogno di parlare di territorio, di sostenibilità, perché forse di vino stiamo parlando anche troppo, abbiamo bisogno di collocarlo all'interno dei territori e insieme alla bottiglia di vino portare un pezzo di storia del territorio. E noi, se vogliamo, in Veneto ne abbiamo tanto da dire, nulla togliere alle altre regioni. Le Carline, questo vino premiato, ci fa piacere. Qualche anno fa Guida Nazionale ha dato i 4 viti, siamo andati a Milano, ora qui l'hanno insignito come il miglior passito, ci fa piacere, è l'espressione di chi è Le Carline, dei vini che fa Le Carline, da 30 anni attenta all'ambiente e alla sostenibilità, una delle prime 3 aziende che ha fatto biologico nella provincia di Venezia, una delle prime aziende che ha iniziato a imbottigliare vini senza solfiti. L'attenzione non solo al territorio e alla sostenibilità, ma alla salute ci sta a cuore. Non a caso abbiamo presentato l'anno scorso i primi vini da vigneti resistenti, altro capitolo che invito l'AIS regionale a lavorarci su. Treviso sta facendo un grande lavoro tra poco che presenterà questi vini. C'è una grande attenzione a livello europeo, a livello mondiale, quindi la sostenibilità sempre di più prenderà piede, perché abbiamo bisogno di sostenibilità anche nel nostro mondo. Questo vino è Verduzzo Friulano, abbiamo voluto parlare di passiti nel nostro territorio dell'Alto Veneziano, nell'area DOC di Soprammaggiore, è un'eresia, non c'era nessuno che lo faceva, e quasi 30 anni fa, scherzando, una sera abbiamo detto dobbiamo fare un vino da messa, detto da 2 che non vanno mai a messa, è un po' difficile la cosa. Abbiamo iniziato a provare con le diverse uve che abbiamo nel nostro territorio, il Tokai non si prestava bene, abbiamo iniziato a lavorare sul Verduzzo, abbiamo fatto un grosso lavoro di selezione sul Verduzzo friulano. Sapete che Pramaggiore è a confine col Friuli, quindi ci accomuna tanto questa selezione di vitigni che vanno bene nei 2 territori, come Refosco, come altri vini, e una selezione massale clonale su una varietà molto spargola, un appersimento naturale non forzato, in graticcio, e poi una lunga fermentazione in barrique che sta 1 anno con le proprie fece, quindi un metodo un po' diverso dal solito per fare questo vino. Lo facciamo andare in riduzione, ma la cosa che si è sempre accomunata su questo vino è il voler non fare un vino da dessert e basta, ma anche un vino che va molto bene con i formaggi. Grande freschezza, una vendemmia leggermente precoce, una buona acidità, e forse questa è la sua nota più interessante, che lo rende utile e nella duplice veste, da dessert ma anche in abbinamento a formaggi e mostarde. Grazie a tutti. Meglio di Conferenze, responsabile della guida per Venezia, raccontarci questo vino. Allora, è solito dire, no, che terminiamo in bellezza, ma io mi sento di dire che continuiamo in bellezza. Tanto è vero che davanti a certe eccellenze, come in questo caso, a trovare il vino che emerga è un po' difficile. Allora qui entra in gioco un po' l'emozione, che poi spero di trasmettere anche a voi, nel senso che ha trovato un po' l'oggettività del vino, non la soggettività, perché ha trovato tutti quanti d'accordo nell'emozione appunto di provare questo vino, tra l'altro davanti a tanti altri passiti che si sono trovati in quelle giornate, insomma. Bene, io non mi divulgo e entro già nel particolare, che già si è colpiti dal colore, che spazia dal topazio all'ambra, con bei sbuffi gradevoli, brillanti. Poi si è colpiti veramente proprio dal primo impatto olfattivo. Tanto è vero che il primo impatto c'è il miele di castagno, la frutta candita, queste spezie un po' orientali sembrano essere un mercato di Casablanca, per dire.
poi insomma, vabbè, frutta secca è soltanto datteri, poi leggermente questo tocco di china che lo rende proprio gradevole e intrigante tra l'altro. Qui sarebbe da scrivere una poesia perché ce n'è da dire su questo vino a Iosa.